Allora, buongiorno Sicilia, benvenuto all'avvocato Enrico Trentino, il terzo dei nostri candidati che stiamo intervistando da ieri, e lo faremo, tutti e 7 li faremo. La rubrica si chiama, nel format si chiama 7x7, cioè 7 minuti per voi magnifici 7. Ricordo naturalmente che non si vota domenica soltanto a Catania, si vota a Siracusa, a Ragusa, a Trapani, 128 comuni siciliani per un totale di 1.400.000 elettori. Sono elezioni importantissime, ma naturalmente Catania ha il significato maggiore. L'avvocato Trentino è sostenuto da 7 liste, mentre prima sentivamo Giuffrida che ne aveva una sola, la sua, qui sono 7: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima l'Italia, Popolari e Autonomisti, Democrazia Cristiana, Grande Catania e Enrico Trentino, sindaco per Catania. Ora, lei ha detto di volere un nuovo rinascimento per Catania, ma anche ha detto che il prossimo sindaco passerà alla storia. Allora dei progetti grandiosi. No, passerà alla storia in un senso un po' diverso, nel senso che passerà alla storia o perché riuscirà finalmente a far risorgere la città contando sulle opportunità straordinarie concesse dai fondi comunitari abbastanza copiosi che ci sono stati destinati, o passerà alla storia per non essere riuscito nell'intento e allora a quel punto per aver determinato il tracollo. Quindi in questo senso, se no avrebbe avuto il sapore di una sorta di professione di megalomania se avessi detto passerà alla storia solo in positivo. Quindi in questo senso. Ma lei come Rinascimento che progetti ha? Ma come Rinascimento innanzitutto prima di parlare dei progetti, la verità è che questa città può contare su una ripresa delle condizioni generali di salute nel momento in cui comincia a cambiare corso e si appropria di un senso comunitario che fino adesso è certamente mancato. Quel che probabilmente ha privato Catania del ruolo di protagonista che merita la città è la mancanza di un senso di appartenenza che poi ha scoraggiato nell'adozione di prassi virtuose nella pulizia, nella sicurezza e quindi nel mantenimento di alcune condizioni di benessere primario attraverso cui si può instaurare questo ciclo virtuoso che porti verso un'evoluzione favorevole. Dopodiché è chiaro che nei momenti in cui si crea l'humus antropologico, chiamiamolo così, bisogna innescare tutta una serie di progettualità che già abbiamo ben in mente. Mi viene facile dire, prima fra tutte, la possibilità di restituire il waterfront alla città attraverso, waterfront, attraverso un intervento ovviamente non di breve periodo, perché tiene conto della possibilità che venga finanziato l'interramento della stazione centrale e della ferrovia, così liberando il mare e restituendolo ai catanesi. Sarà inevitabile l'adozione del PUG, del piano urbanistico generale, per il quale già alla fine dello scorso mandato avevamo noi approvato le linee generali dopo averle concordate con ordini professionali, con le associazioni, ed è pronto ad andare in Consiglio Comunale. Dopodiché tutta quanta una serie di interventi mirati su alcuni quartieri, penso a Librino e a San Berillo Vecchio, oltre che al Parco di Montepo, con 76 milioni concessi attraverso i piani integrati del PNRR, che permetteranno non solo di in qualche modo riqualificare parte di quei quartieri, ma di azionare una leva che ci possa far sperare finalmente nella soluzione di problemi nelle aree limitrofe, Corso Martiri della Libertà per tutte, dove ricordiamo, non è il comune che deve intervenire, è il privato, e il privato ha bisogno anche di essere incoraggiato attraverso una soluzione urbanistica che favorisca, che agevoli la possibile ripresa di quelle aree. Avvocato, la Sicilia perde pezzi, anche da Catania se ne vanno a migliaia, giovani soprattutto, si vuole rivolgere a loro? Ma assolutamente, diciamo che questo un po' costituisce la base primaria dell'azione politica che intendo intraprendere, in quanto stiamo impoverendo il tessuto sociale, stiamo inaridendo la città facendo andare via le migliori risorse. Io dico sempre che da qualche anno a questa parte, ma soprattutto negli ultimi 3, il principale centro di aggregazione giovanile è diventato l'aeroporto di Fontanarossa, e questa è una cosa che mi duole. Anche mio figlio è a studiare a Milano. Probabilmente c'è anche un fattore moda, non dobbiamo negarlo, però c'è una
un impoverimento delle prospettive che in qualche modo invoglia i nostri ragazzi ad andare via. Dobbiamo cominciare ad attuare un percorso inverso che non solo consenta loro di tornare, ma soprattutto permetta addirittura una migrazione al contrario da parte di professionisti che potranno trovare a Catania spazio. Cosa intendo? Se mi si consente velocissimamente, sì. Tantissime imprese stanno investendo nel campo dell'high tech, oltre che nel campo di soluzioni tecniche come nel caso di ST Microelectronics o Enel Green Power, e probabilmente non riusciremo ad assorbire la domanda di lavoro solo con le professionalità catanesi. Ecco perché si può avviare questo ciclo al contrario. Avvocato, sicurezza, regole sono due temi importantissimi per una città che in questo momento è un po' allo sbando da questo punto di vista. Movida violenta, aggressioni in pieno centro, turisti che vengono rapinati. Che cosa potrà lei fare e chiedere soprattutto alle forze dell'ordine, al prefetto, al governo in questo senso? Allora, sul tema della sicurezza, io prima mi lasciavo quasi trasportare sull'onda della narrazione, poi per un attimo mi sono fermato, ho voluto considerare meglio e ho pensato che se uno dovesse porre con attenzione a qual è stato un periodo d'oro per Catania, probabilmente la gente parlerebbe della primavera catanese del 1993. E non dimentichiamoci che c'erano 100 omicidi, che c'era una quantità di rapine, di furti e di scippi, ma di gran lunga maggiore ad adesso. Ora purtroppo c'è il teppismo spicciolo, che è quello che fa male perché colpisce i turisti, anche con piccoli gesti, che può essere il furto dello specchietto, delle ruote, ma tutte quelle cose che lasciano un pessimo ricordo e pertanto creano una condizione negativa per la città. Io desidero semplicemente ricordare che c'è stata una ingravescenza di questi fenomeni negli ultimi 2 anni. Lo scorso questore aveva deciso di intervenire con alcune iniziative che avevano un loro peso specifico nell'affrontare il problema, perché se tu cominci a fermare le persone senza casco, se tu cominci a fermare i parcheggiatori abusivi, già instilli l'idea di una legalità mancando la quale è chiaro che alimenti un fenomeno degenerativo come quello dei teppisti. E allora subito bisognerà intervenire attraverso dei tavoli coordinati dal prefetto affinché si individuino delle forme di reazione come quelle appunto a cui ho accennato. Nello stesso tempo si dovrà chiedere al Ministero degli Interni di dotare di più poliziotti la città, e nel brevissimo termine io ho già preso contatti col Ministro Crosetto affinché ci invii dei militari che possano girare per i quartieri, non certamente con intenti punitivi o repressivi, ma la presenza di uomini in divisa rappresenta lo Stato, rappresenta le istituzioni e dissuade coloro i quali pensano che il territorio sia cosa loro dall'azionare tutte quelle manovre vandaliche che spesso scoraggiano i catanesi che sono dalla parte della legalità. E poi dà anche, consente alla polizia di fare altro invece di star lì a... È naturale, è naturale. L'ultima cosa che le vorrei chiedere è una curiosità che però penso possa essere politica, ma Valeria Sudano, lei ha detto aveva tutti i numeri per fare il sindaco, lei ha detto non faccio un passo indietro, ne faccio 2 in avanti, ma sembra uscita di scena o è un'impressione? No, non è uscita di scena. In queste ultime 48 ore, certamente avendo avuto quel grave lutto con la morte del senatore Mimmo Sudano, si è vista un pochettino meno, ma non solo non è uscita di scena, ma è protagonista perché ci ha dato una gran mano nelle soluzioni progettuali che poi hanno costituito parte del nostro programma, e nello stesso tempo sta manifestando disponibilità per la costruzione di una coalizione in cui prima l'Italia comunque ha un peso specifico. Quindi ci sarà importante. Anche lei? Questo non lo so se ci sarà anche lei, perché è chiaro che essendo parlamentare potrebbe anche lei abdicare, quindi non è ancora un tema che noi abbiamo preso in considerazione come sarà completata la Giunta. Certo, a me farebbe piacere che ci fosse Valeria, più che altro perché vorrei che ci fossero anche un po' più donne. Come vice sindaco? Questo si valuterà, questo è inutile negarlo, dipenderà anche dai risultati. Però è un tema. È un tema. Grazie all'Avvocato Trentino per essere stato con noi, per aver accettato le nostre regole un po' severe, ma che solo così ci consentono di avere contatto diretto con i candidati senza fare il famoso confronto di tutte e 7 che diventa noiosissimo e poi non è che esca fuori nulla. E da cui ho deciso di sottrarmi. Immagino con assoluta motivazione.